compagno Gimelli. Prova il lancio lungo a cercare Severini, c'è Petracca che però fa buona guardia, poi ha toccato il pallone da Tonetto, prolungata in avanti, sbaglia Petracca e va a servire Severini che conclude verso la porta, sbaglia Moser, 1-0 per l'Alitalia. In attesa del fischio che arriva, parte Severini, rincorsa lenta con il destro a giro, vola Moser e la toglie dagli incroci dei pali. Grandissima risposta dell'estremo difensore del Gem. Nuovamente in mezzo a 3 uomini Faccini, non riesce a servire nessuno. De Michele parte in velocità, serve Severini nella di rigore, si accentra Severini a tu per tu con Moser che fa un altro miracolo. Punizione a battere sarà a Severini che va con il destro, Moser non riesce a deviare il pallone che termina in rete. 3-1 per l'Alitalia. Severini prova la conclusione direttamente da palla centrata, però si spinge sul fondo.